Benvenuti, oggi è mercoledì 12 febbraio 2025. Il sole sorge alle 6:54 e tramonta alle 17:35. La luna si leva alle 17:34 e cala alle 7:00. Oggi la Chiesa celebra San Damiano. Il nome Damiano deriva dal greco e significa discendente da Damia, ovvero secondo la mitologia una divinità dedita alla fertilità. Il 12 febbraio di ogni anno viene celebrato il Darwin Day. La giornata celebra i contributi della scienza con un focus particolare sull'evoluzione biologica, in occasione dell'anniversario della nascita di Charles Darwin, che con le sue opere e i suoi studi ha messo in discussione la visione antropocentrica del pianeta. Conferenze, incontri, dibattiti ed eventi celebrano in tutto il mondo i valori della ricerca scientifica e del pensiero razionale. Darwin infatti ci ha fatto capire che attraverso la scienza è possibile vincere paure e pregiudizi su molte specie animali. Iniziamo con un caloroso augurio di buon compleanno a Rosy Bindi, che oggi compie 74 anni. Ha avuto una carriera politica notevole, ricoprendo l'incarico di Ministro della Sanità dal 1996 al 2000 e quello di Ministro per le Politiche per la Famiglia dal 2006 al 2008. È stata anche vicepresidente della Camera dei Deputati e presidente del Partito Democratico. Passiamo adesso al mondo dello spettacolo, perché l'attrice statunitense Jennifer Stone spegne oggi 32 candeline. È nota soprattutto per aver interpretato Harper nella serie Disney I maghi di Waverly. Infine auguri a Nicolò Fagioli, calciatore italiano che oggi compie 24 anni. Dispone di ottima tecnica e visione di gioco e si distingue anche per la personalità con cui scende in campo. Nell'ottobre del 2023 emerge il coinvolgimento del centrocampista in un giro di scommesse sportive illegali. Autodenunciatosi, si dimostra collaborativo nelle indagini e torna a disposizione il 19 maggio 2024, in tempo per gli ultimi impegni di campionato. Il paziente era un poliziotto londinese di nome Albert Alexander, affetto da setticemia terminale. Su di lui il 12 febbraio del 1941 il medico scozzese Alexander Fleming sperimentò per la prima volta la penicillina. Il malato morì dopo un mese, ma gli effetti curativi della molecola antibatterica furono evidenti. Sapete cosa sono le neuroprotesi? Si tratta di protesi che possono essere connesse al sistema nervoso e che quindi comunicano attraverso una stimolazione elettrica, cambi di temperatura, umidità e pressione, proprio come fa la pelle umana con il tatto. Con questo tipo di sensori si potrebbe provare a restituire la sensazione tattile tramite piccoli stimoli elettrici che arrivano al cervello, ed è per questo che tantissime ricerche sono in corso ed il lavoro in team di fisici, ingegneri e medici è di fondamentale importanza. Buongiorno ai 12. Oggi una luna in leone, calda, fiera ed orgogliosa, sfida l'impossibile. Si oppone al sole e quadra Urano. Voglia di novità? Quali saranno le trasgressioni di questa luna? Scopriamole insieme. Ariete, decisamente importante questa luna nella vostra ideale quinta casa, che scatena amori, passioni e anche qualche trasgressione in più. Del resto siete un segno di Marte. Toro, la giornata di oggi prevede la pesantezza di una luna molto quadrata ad Urano che ospitate. Non è certo la settimana ideale questa per prendere decisioni, soprattutto se hanno a che fare con delle comunicazioni poco felici che dovrete imparare a incassare per un po'.
Gemelli, giornata oggi molto importante per voi. Giove si risveglia con questo sestile della Luna che lo ravviva e che gli dà una fantasia estrema, una comunicativa estrema. Un vostro colpo di genio oggi sarà molto ammirato perché stupirete tutti con una considerazione o una decisione geniale. Cancro, una luna talmente forte, quella di oggi, e motivata, che anche se non porta delle energie del tutto armoniche, vi dà la lucidità di decidere che direzione volete prendere per la vostra vita. Forti di questo astro che per voi è il timone della vostra navigazione, riuscirete a trovare una soluzione che faccia contenti tutti. Leone, stupenda la luna di oggi, anche molto ambiziosa nel vostro cielo, seppure opposta al Sole e a Mercurio, per cui litiga per nuove idee. Urano le dà tutta la forza decisionale di tentare una sfida inaspettata che non vi dà garanzie, ma che vi stimola parecchio. Vergine, una giornata oggi decisamente molto carica da un punto di vista astrologico, e Urano che vi soccorre, dandovi comunque quel lampo di genio, quella svolta che vi fanno vedere una possibile soluzione nel bailam di eventi che vi vede per adesso coinvolti. Bilancia, per voi questa configurazione lunare è quanto mai positiva, proprio perché rivoluziona un po' le idee e vi rende capaci non tanto di mediare quanto di prendere delle prese di posizioni veramente forti e significative. Forse dovete dare una lezione a qualcuno. Scorpione, giornata di oggi veramente molto complicata, anche la luna è contro e Urano vi spinge a darvi una mossa, e proprio nella rincorsa alla carriera e nel prendere decisioni importanti che dovrete essere pronti e non avere l'ansia del tempo che sentite un po' schiacciante per adesso. Sagittario, giornata oggi molto bella, con una luna che parla di cambiamenti, di lontano, di nuove idee, di viaggi, ma anche di nuovi accordi con il partner. Sembrate ormai aver cambiato totalmente la vostra comunicativa, il che vi gioverà molto proprio perché ritroverete l'intesa a due. Capricorno, giornata oggi molto forte per i ritmi uraniani e anche per quelli del vostro vicino di casa Acquario, dove ci sono dei tumulti. Anche voi in parte appartenete all'uranianità del pianeta più stravagante dello zodiaco, quindi oggi qualche colpo di testa sarà possibile. Acquario, per voi di colpi di testa ce n'è quanti ne volete, soprattutto con una luna che ribalta totalmente le prospettive e che oggi fa nascere una congiunzione di eventi tali che potrebbero rappresentare una svolta significativa nella vostra vita. Pesci, giornata oggi molto importante proprio perché i pianeti muovono tantissimo anche per voi, proprio perché è nella casa della comunicazione che arriveranno delle notizie un po' sconvolgenti e inaspettate, ma che vi agevoleranno molto. 2 ore di colloquio e la firma di una dichiarazione comune. Il 12 febbraio del 2016 Papa Francesco e il patriarca di Mosca Cirillo I sono stati protagonisti di un incontro storico a L'Avana. Era infatti dal grande scisma del 1054 che i leader della Chiesa cattolica e della Chiesa ortodossa russa non si ritrovavano insieme. Esploriamo l'espressione stare con le mani in mano. Non è un luogo comune, noi italiani gesticoliamo con fervore, riuscendo spesso a riassumere un intero discorso con un semplice sventolio di mani e dita. È facile comprendere la sua connotazione negativa. Dopotutto, dire a un italiano che se ne sta con le mani in mano è come privarlo di uno dei suoi tratti distintivi. L'espressione si usa per indicare una persona che non sta lavorando, mentre tutti attorno a lei si danno da fare. Oggi esploriamo la vita di Charles Darwin. Darwin non era solo un grande studioso, ma anche un uomo che ha trascorso gran parte della sua vita a combattere malattie e malanni mai risolti.
La sua vita personale è stata altrettanto complessa. Il difficile rapporto con un padre che lo voleva medico, la stretta simbiosi con la moglie che lo accompagnava ovunque e la sua avversione per le folle, i luoghi aperti e gli spostamenti sono tutti elementi che hanno contribuito al suo disagio. Ci salutiamo con la frase del giorno. L'uomo nella sua arroganza si crede un'opera grande, meritevole di una creazione divina. Io credo sia più giusto considerarlo discendente degli animali. Anche l'appuntamento di oggi è volto al termine, ma ci ritrovate sempre qui domani alla stessa ora, sempre su questi canali. Non mancate! A domani e buona giornata dalla vostra Martina.